Andrea Turrin è tornato al suo posto, nel suo studio medico, ed era al suo posto anche 2 anni fa, quando hanno iniziato a moltiplicarsi i primi casi Covid. Mancavano le mascherine, le misure di tracciamento si stavano organizzando, il distanziamento era l'arma più efficace, lui però ha continuato ad andare nelle case dei suoi pazienti ammalati per visitarli. Quando sono andato in casa sono sempre andato prendendo le precauzioni necessarie. Era quello il periodo dei primi tamponi, ecco, ancora l'ASL non era così attiva nel fornire la possibilità di fare i tamponi e quindi io mi sono dedicato anche a quello e avendone fatti molti in un periodo di tempo ristretto, insomma, ho finito per contagiarmi. Pensavo che sarebbe stata una forma influenzale e così è stato per qualche giorno e poi sono precipitato nel baratro improvvisamente e da quel giorno non ricordo più nulla perché sono stato in coma per un lungo periodo di tempo, sono stato intubato per oltre 40 giorni. Dopo il ricovero nell'ospedale di Sestri Levante c'è stato il trasferimento a Genova, al monoblocco del San Martino. A Genova sono stati bravissimi l'equipe del dottor Patroniti, che ringrazio, insieme al dottor Giordano, tutti gli altri, e agli infermieri, loro non hanno mai perso la speranza, che nei momenti più critici hanno sempre rincuorato mia moglie. Per una ripresa fisica Andrea Turrin ha avuto bisogno di oltre 6 mesi di fisioterapia perché il Covid lo ha aggredito nella muscolatura. Diverse persone hanno pregato per me, alcuni hanno mandato biglietti, sono stati molto vicini a mia moglie e a mia sorella che essendo farmacista era a contatto con tanti cittadini, tante persone si fermano e sono contente di vedermi in forma, ecco, insomma, perché mi hanno visto prima col girello, poi con le stampelle, adesso cammino normalmente. La solidarietà e l'affetto dei sammargheritesi durante questo lungo periodo di riabilitazione è stata concreta e determinante. Bisogna ragionare in termini collettivi. Capisco che uno individualmente possa essere terrorizzato all'idea di vaccinarsi. Tutti insieme dobbiamo lottare contro questo virus. E più persone si vaccinano, più il virus ha una strada difficile da percorrere ancora. Oggi Andrea Turrin dunque è tornato al suo posto ed è tornato anche alla sua passione, il jazz. È parecchio che non suono dal vivo, ecco, insomma, l'ultima volta è stato giusto prima di stare male, l'estate prima di stare male. Faccio sempre parte del gruppo che organizza i concerti al Circolo, dopo una sospensione di 2 mesi e mezzo riprendiamo l'attività, ecco, e sono molto contento di questo.